Benvenuti a Cattoliche dintorni. È stato inaugurato il nuovo anno accademico della sede bresciana alla presenza del rettore professor Franco Anelli e del professor Giovanni Bazzoli. Vediamo insieme il servizio. Professor Anelli, tra un anno la sede di Brescia festeggerà i suoi primi 50 anni di presenza e di attività sul territorio bresciano, un percorso di tradizione ma anche di innovazione. Porterà nuove mete? Sarà ed è già da ora l'occasione per una riflessione già avviata sui nuovi obiettivi che la sede deve darsi. Riteniamo che abbia fatto molto, è cresciuta, ha arricchito l'offerta e adesso deve mettersi di fronte alle nuove esigenze, capire quali possono essere, capire quali sono le risorse che possiamo mettere a disposizione per rafforzare la nostra presenza e rafforzarla non tanto o non soltanto in termini di quantità di offerta o di articolazione dell'offerta, ma di efficacia nel dare risposte a delle attese di elaborazione culturale, di occasione di studio e di formazione che la città di Brescia e il territorio possano avanzare nei nostri confronti. Rettore, rispetto alla Cattolica Dura, il progetto di una nuova sede dell'università qui a Brescia, sembrava che un anno fa fosse tutto sistemato, almeno dal punto di vista burocratico. Poi che cosa è successo? Stiamo svolgendo di fronte alle contingenze attuali e anche alle vicende da principio non del tutto previste di questa operazione, una riflessione anzitutto sulla attività propria dell'università, prima di definire le caratteristiche, i modi e i tempi della elaborazione dell'investimento in un nuovo contenitore, mi lasci il termine, dobbiamo avere le idee molto chiare sul contenuto, che non può essere la ripetizione di ciò che finora è stato fatto, quindi non si tratta di una semplice concentrazione di attività oggi disperse o di traslazione delle stesse attività in un altro luogo fisico, si tratta di ripensare l'entità Università Cattolica nella città di Brescia e questo richiede una valutazione appunto sia della parte universitaria sia poi del contorno di carattere logistico, operativo e anche finanziario. Professor Giovanni Bazzoli, lei fece parte di quel gruppo di cattolici che vollero fortemente una sede dell'Università Cattolica a Brescia. Qual era il desiderio di allora? Perché? Era, direi, scritta nella storia di Brescia che la Cattolica dovesse pensare a Brescia come polo universitario per una ricerca, allora si diceva per la pedagogia, oggi si dice per la scienza dell'educazione, perché a Brescia c'erano radici che risalivano all'Ottocento e poi soprattutto alla prima metà del Novecento, con alcune grandi figure che si erano dedicate proprio all'insegnamento, all'educazione dei giovani. Quindi era il terreno, direi, fertile perché nascesse qui un centro che aveva e continua ad avere il suo focus proprio sull'educazione. Pedagogisti, architetti ed urbanisti si sono confrontati durante il convegno Abitare la città. Noi abbiamo raccolto alcuni spunti fra i relatori. Ascoltiamoli insieme. Professor Jean-Pierre Proutois, le va di darci un commento sul discorso che terrà oggi al convegno Costruire la città, sull'emergenza e lo sviluppo delle città dell'educazione. Cercheremo di attivare le città dell'educazione perché oggi ci troviamo in una situazione particolare nella quale gli insegnanti sono molto impegnati, i genitori anche, ma i risultati non sono buoni. Quindi proponiamo di costruire una coeducazione tra la famiglia, la scuola, l'impresa e la comunità. Quindi abbiamo messo in atto in Belgio, a Charleroi, a Perreux e a Bruxelles, un vasto lavoro di ricerca su questo tema. E hanno messo in atto un lavoro di collaborazione tra scuola e famiglia attraverso delle attività, tra cui anche questa mascotte e questi supporti, sussidi didattici per la famiglia. Questa mascotte è una mascotte che il bambino porta dalla scuola a casa e che fa da tramite per l'apprendimento linguistico tra la famiglia e la scuola.
Allora, i risultati avanzano e qualsiasi sia l'insegnante, la scuola, comunque ci sono dei risultati. Quindi lo scarto tra famiglie ricche e famiglie povere, o comunque più deprivate, diminuisce e la diminuzione di questo scarto è un obiettivo della democrazia. Un altro lato del progetto è l'attenzione all'impresa, quindi ai genitori, lavoratori, perché anche questo è un ambito importante su cui fare attenzione. Des programmi d'éducation familiale. Dottor Giandomenico Amendola, lei va di darci una lettura delle città di oggi. La caratteristica della città di oggi si può dare utilizzando una straordinaria frase di Italo Calvino delle sue città invisibili. Di una città, dice Calvino, dice Marco Polo quando parla col cane, non godi le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà alla tua domanda. La città contemporanea è la prima città della storia fondata sulla domanda della gente. Le nostre città al giorno d'oggi come sono rispetto a questa visione? Ci stanno lentamente provando, non è per nulla facile, sa? Perché sono ancora legate a vecchie logiche. Qual è la cosa di cui ha più bisogno l'uomo in una città? Henri Lefebvre, il grande filosofo francese, scrisse e parlò di diritto alla città e all'epoca sembrava che fosse una opzione etica, politica. Adesso invece il diritto alla città si scompone in tanti diritti. Quello che c'è di nuovo è quella che viene chiamata la professionalità dell'ascolto. Devono imparare a sapere ascoltare. Architetto dottor Gianluca Peluffo, lei collabora molto sia in Italia che in Francia. Lei va allora di farci un confronto con questo bellissimo paese che è la Francia e la nostra Italia. Come siamo messi a livello di città educative? Beh, sicuramente la Francia ha una struttura, diciamo, pubblica e di Stato molto più forte della nostra, per cui c'è, diciamo, un'idea di sviluppo attraverso l'architettura e quindi anche attraverso la formazione molto strutturata, per cui sicuramente il paragone da tanti punti di vista è un paragone che ci deve fare, come dire, ci deve fare impegnare molto, perché sicuramente la loro idea di formazione e di costruzione della città è molto più determinata e molto più forte. E ora spazio alla rubrica di Brimpillole con Silvia Mazzetti. Ma ti sbagli se pensi che le gioie della vita vengano soprattutto dai rapporti tra le persone. Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque, in tutto ciò di cui possiamo fare esperienza. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose. Che cos'è per te la felicità? La felicità, la salute, e lavoro ed essere onesta. Non so dire, però la felicità può essere di tutto. Avere lavoro, la casa sua, forse anche i bambini. La felicità è la musica, ovvio, certo. Per festeggiare il 20° anniversario della sua comunità Nuovi Orizzonti, Chiara Mirante ha pubblicato E gioia sia, un libro che vuole essere una guida alla felicità. In queste pagine sono raccolte la sua esperienza e testimonianza. La sua associazione si incentra soprattutto sui giovani e propone degli interventi per combattere il disagio e addirittura un programma per la ricostruzione integrale della persona. La forza di Chiara sta nel trovare la felicità anche nei momenti più difficili. E una sezione del libro è dedicata a degli esercizi pratici per imparare la felicità e l'amore. Questo è E gioia sia di Chiara Mirante. Che cos'è per voi la felicità? Non lo so, salute per mia famiglia, salute per tutte. La felicità. La felicità è, in 2 parole, si trova proprio nelle cose semplici. Per esempio l'odore di un bambino, di un bebè appena nato, l'odore del pane appena sfornato, proprio i profumi dei fiori, quando tu sei proprio nell'aria aperta, natura, questa è la felicità. Per me la felicità, non saprei, sentirsi bene con se stessi, realizzare i propri obiettivi, i propri sogni.
Si dice spesso che i soldi non fanno la felicità, anche se a volte possono aiutare tanto. A Jocelyn Gorbet, una merciaia di 47 anni, sposata con un operaio da più di 20 anni e con 2 figli, succede proprio questo. I soldi le cadono dal cielo, quando giocando alla lotteria vincerà 18 milioni di euro. Una fortuna che sconvolgerà e travolgerà la sua vita, apparentemente tranquilla e felice. Jo ha 2 figli ed è sposata da più di 20 anni con un operaio. Ma dopo così tanto tempo l'amore e il desiderio si sono un po' appannati. Una fiaba per gli adulti che colpisce dritta al cuore. Una fiaba per gli adulti sulla felicità. Questo è Le cose che non ho di Grégoire Delacour. What do you think happiness is? Yeah. Happiness, what's happiness? Happiness is something not money. It's something emotional. You have to content with what you have, not getting much and much. You have to be with the family, that is the happiness. È difficile da raggiungere, però più di felicità parlerei di serenità. Serenità, ecco, più serenità che... Essa poter fare tante cose che mi interessano, tipo musei, non so, pittura, musica. È una bella domanda quella. Molto difficile. Sì. Felicità, vivere sereni, tranquilli e... Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20.05, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.